Cosa vuol dire artista indipendente? Cosa vuol dire autoproduzione artistica? Da qualche anno a questa parte le acque delle autoproduzioni sembrano essersi confuse, mischiate, miscelate con altre acque. Mi spiego meglio. C'è il boom, il trend del crowdfunding, della colletta dell'artista che si produce a carico della sua rete di contatti e sostiene che la sua produzione sia una produzione indipendente, autonoma, piangendo anche un po' miseria, dicendo i tempi sono cupi, non siamo sostenuti pubblicamente, non c'è la possibilità di realizzare il nostro progetto artistico, ma noi abbiamo un sogno. Io come artista ho un sogno, so di avere un prodotto di qualità, tu pagami preventivamente perché ci conosciamo e vedrai che ti piacerà. Nel secolo scorso le autoproduzioni erano tutt'altra cosa. L'autoproduzione era quella dell'artista che credeva nel proprio lavoro, credeva nell'utilità della propria ricerca e del proprio linguaggio, investiva su se stesso e poi il suo prodotto artistico trovava riscontro nella comunità, ma era un prodotto che già esisteva. Autoprodursi voleva dire investire su se stesso o su se stessi e non chiedere aiuto agli altri. Questo in virtù proprio del fatto che si sapeva fare un lavoro, una professione, si sapeva essere un musicista, un cantante, un pittore, un poeta e uno scultore, quindi ci si autofinanziava, si faceva un po' l'imprenditore di se stesso e si intercettava il proprio pubblico di riferimento, insieme al quale nasceva il proprio lavoro e la propria ricerca. Quindi si era un tutt'uno con il referente del proprio lavoro. Il crowdfunding non è assolutamente questo, anzi muove da delle logiche di talento apparentemente inespresso che ricordano un pochino quelle di X Factor, ricordano un pochino questi artisti quando si propongono, pur essendo sovente degli artisti di indubbio valore storico, ricordano degli artisti che chiedono di aiutare a realizzare il loro sogno. Ma se è un sogno, allora qual è il tuo lavoro d'artista? Qual è il tuo prodotto? Dov'è la tua autodeterminazione? Dov'è la tua autoproduzione? Dov'è la tua indipendenza se dipendi dalla tua rete di contatti che preventivamente ti deve finanziare per far sì che il tuo lavoro esca?